Giornata nazionale contro il bullismo a scuola, oggi qui al Foderà di Agrigento, un momento sicuramente importante di informazione con tanti partner cui gli alunni oggi assisteranno a questa lezione contro il bullismo. Sì, noi siamo fieri oggi di celebrare la prima giornata nazionale contro il bullismo, di anticiparla in realtà per motivi di carattere organizzativo, e siamo fieri soprattutto di avere con noi degli illustri compagni di viaggio, il sociologo, i rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti delle forze dell'ordine, i rappresentanti dell'associazionismo, perché riteniamo oggi di voler lanciare un hashtag non stiamo zitti, perché il bullismo si combatte annullando il silenzio, perché il silenzio che purtroppo in una fascia di età che va tra i 13 e i 17 anni continua oggi ad uccidere. E allora il ruolo della scuola qual è? Sicuramente quello di responsabilizzare i ragazzi, quindi intervenire non solo a fianco della vittima e dei genitori della vittima, ma soprattutto su colui il quale perpetra questo reato, che di fatto ormai è un reato, su i genitori del bullo e su tutta la comunità a cascata. Come? Attraverso l'educazione, educhiamo al rispetto di sé e degli altri, educhiamo all'affettività, all'empatia, educhiamo anche all'uso delle parole e dei media. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Bisogna dare atto che a noi fa veramente piacere constatare che le scuole, a seguito anche delle nostre iniziative che sono partite da più di 10 anni ma che nell'ultimo triennio e ora stiamo continuando, quindi il quarto anno, si sono maggiormente intensificate, tant'è che la nostra azione si è rivolta soprattutto ai ragazzi, ai genitori e alle famiglie, ma siamo stati noi, alcuni componenti del gruppo provinciale sul bullismo, a scendere, andare nelle loro scuole e incontrare quindi le famiglie e gli alunni, perché riteniamo che proprio un confronto con loro diretto, uno scambio possa favorire, far sentire loro più vicini il mondo della scuola, ma soprattutto gli adulti, perché questo fenomeno del bullismo, ora si è aggiunto quello del cyberbullismo, che è ancora più pericoloso. Ma io penso che sia importante non solo parlarne, produrre un cambiamento culturale che in qualche modo possa far orientare i ragazzi ad evitare fenomeni che sono di pericolose devianze. I dati nazionali ci fanno preoccupare, si parla di vittime del bullismo e del cyberbullismo che vanno dall'1 alle 3 persone al giorno, quindi addirittura il 10% di questi ragazzi hanno tendenza al suicidio, quindi io penso che iniziative come queste siano lodevoli. Parlare di bullismo è assolutamente importante e assume oggi una connotazione imprescindibile nella formazione degli alunni e soprattutto degli ragazzi, proprio perché saranno protagonisti poi in futuro delle loro stesse azioni. Parlare di bullismo significa anche comprendere il fenomeno e le cause del bullismo e parlarne assieme ai ragazzi è di importanza fondamentale. La Polizia di Stato è sempre ovviamente in prima fila per queste tematiche sociali, tematiche che è importante appunto, dal mio punto di vista. Ad esempio faccio parte di un ufficio investigativo, la squadra mobile, sappiamo che non è previsto il reato di bullismo, non è previsto ad esempio il reato di atti persecutori, quindi possono essere diversi atti che poi provocano uno stato d'ansia nel ragazzino, che lo portano poi, vediamo anche nelle cronache dei giornali, a chiudersi in se stesso, a compiere atti ancora più gravi. Quindi li invitiamo a denunciare questi atti, li invitiamo a venire ai nostri uffici, li invitiamo a porre fine a questi momenti di angoscia che vengono creati loro dai ragazzi.